Se stai soffrendo di cervicobrachialgia, ci sono tre errori che stai commettendo e questi tre errori vorrei dirteli uno per uno chiaramente in questo video. Alla fine di questo video, se metti in pratica le informazioni che ti sto per dire, ritornerai a iniziare a star bene e non domani da stasera stesso. Chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, fondatore del metodo Neurobalance, sono un fisioterapista. Io insieme al mio team dal 2021 stiamo aiutando persone che soffrono di dolori cronici persistenti a ritornare a una vita normale o attraverso appunto un approccio multidisciplinare e olistico. Scoprirai di più sul nostro lavoro nel link in descrizione. Andiamo direttamente quindi ai tre errori che probabilmente stai facendo oggi stesso per la tua cervicobrachialgia. Il primo errore è quello di dare la colpa alla postura o di dare la colpa all'artrosi o alle ernie cervicali. Non metto in dubbio che ci siano queste artrosi o queste ernie cervicali, ma nella maggior parte dei pazienti che stiamo seguendo, che abbiamo seguito e sono ritornati a stare bene, questi avevano o ernia e artrosi. Nonostante tutto, le terapie sono state di successo e hanno funzionato. La postura è un problema di chiunque. Se vai per strada e prendi 10 persone, probabilmente tutte e 10 non hanno una postura corretta. Probabilmente tutte e 10, se non magari il 50% o più, ha artrosi. Queste cose sono comuni rughe che abbiamo da quando iniziamo a invecchiare, dai 20 anni in su. Infatti la maggior parte delle persone sui 50 anni, 40 anni ha già delle ernie, ha già delle artrosi. Quando i dolori sono persistenti, queste rughe non sono il reale motivo. Queste sono cose che non le dico io, le dicono gli studi scientifici e ovviamente anche l'esperienza di lavorare con veramente tante persone ogni mese attraverso appunto l'online, attraverso consulenze fisiche. E io stesso ho sofferto di dolore cervicale, quindi so cosa vuol dire soffrirne, so quali sono le terapie più adatte alla persona. Quindi dimenticati che la postura è il problema, perché molti fisioterapisti, molti terapisti diranno che bisogna fare degli esercizi terapeutici per addrizzare le tue spalle, abbassare le spalle, problemi di magari di verticalizzazione della cervicale, e allora ti diranno che il problema è nella colonna, il problema sono i dischi che sono andati in protrusione, quindi tu pensi che quel problema sia veramente quello che causa il tutto. No, questo è da smentire nella maggior parte delle situazioni, a meno che non hai subito un trauma fisico di recente che è andato veramente a dare dei problemi sulla tua colonna cervicale, ma in quel caso veramente siamo nella minoranza dei soggetti, forse meno del 5%. L'altro errore è quello di affidarsi a terapie passive. Cosa intendo per terapie passive? Intendo terapie dove il terapista lavora su di noi come corpo, direttamente, fisicamente. Esempio, massaggi, esempio, manipolazioni, esempio, tecarterapia, esempio, farmaci, dove lavorano dal di fuori verso l'interno. E sono tutte terapie che potrebbero averti dato un supporto, ma non nel lungo termine. Questo è un problema. Questo è un problema perché queste terapie lavorano direttamente sui muscoli, lavorano direttamente sulla parte organica del nostro corpo, ma nella parte superficiale, non nell'interno dove veramente risiede il problema, che tra pochissimo ti dico, e probabilmente se conosci il mio canale YouTube sai dove voglio arrivare. Quindi queste terapie passive possono darti un momentaneo sollievo. Cosa succede se quel terapista non c'è più, se quell'agopuntore non c'è più, tu ritorni ad avere il sintomo. Quindi non puoi affidarti a terapie per lungo periodo
passive. Se ti stai affidando a lungo periodo a queste terapie, probabilmente, anzi sono sicuro che non hai trovato la terapia giusta per te. Non puoi andare a ehm, aggiustare il tuo corpo se il tuo corpo non è rotto, ok? L'agopuntura è una di quelle terapie che ho notato che dà un pelino più di benefici e lo sai perché? Perché è quella che va più in profondità, una di quelle che va più in profondità di terapie passive, va nel sistema nervoso, ad agire nel sistema nervoso. Infatti, se tu hai problemi di cervicalgia, hai notato che con l'agopuntura gli aghi non vanno direttamente sulla parte della cervicale, vanno sulla testa, vanno sui piedi, vanno su altri punti del corpo. Lì stiamo arrivando verso la soluzione, ovvero quella di dire che il sistema nervoso centrale, cervello, midollo spinale, è colui che mantiene e perpetua il dolore, anche se in passato ci sono state problematiche di traumi, esempio, traumi da incidente stradale, colpo di frusta. Tu penserai che quel colpo di frusta che era il problema, e da lì è iniziato tutto, quindi ovviamente dalla tua parte penserai che è la cervicale che è il problema, è il tuo disco che si è disallineato. Quello invece che è successo è che questo trauma, che può essere anche psicologico, è andato a fare alzare il volume del nostro sistema nervoso centrale. Alzando il volume, tutto il corpo va in contrazione. Quindi è vero che senti dolore qua ed è qui che senti il problema, ma questa contrazione è comandata dal cervello, è comandata dal nostro sistema nervoso centrale. Quindi non prendere cuscini, non ti invito a prendere nessun cuscino per la cervicale. Quelle sono assolutamente delle menzogne che molti terapisti, molte persone ti vendono perché ovviamente devono fare dei soldi, devono vendere un prodotto che però alla lunga non ti dà sollievi. Cosa succede se tu vai in un altro Airbnb e trovi un altro cuscino? Arriverai a avere il problema della cervicale. O il materasso, stessa cosa. Togli il materasso, ne metti un altro, stai un po' meglio, appena cambi materasso non, non va bene. Non possiamo pensarla in questo modo. Il nostro corpo è perfetto. L'universo, chi ci ha dato questo corpo, ce l'ha dato in modo perfetto. La nostra mente è perfetta, il nostro corpo è perfetto, la natura è perfetta. Quindi non possiamo pensare che il nostro corpo sia imperfetto in queste situazioni di cervicobrachialgia, ok? E l'ultima parte è quella di non avere, l'ultimo errore è quello che molti dei pazienti che non migliorano, nonostante hanno capito queste informazioni, che non è la postura, non è l'artrosi, non è l'ernia, non è la terapia passiva che ti va a dare un beneficio. Il problema quindi è che non c'è costanza negli esercizi che si fanno. E la costanza degli esercizi, cosa intendo? Quindi questo terzo errore della non costanza degli esercizi sono su esercizi di riprogrammazione del sistema nervoso centrale. Nel mio canale YouTube noti tantissime meditazioni, tantissime informazioni sul sistema nervoso centrale, di riequilibrio. Quindi il riequilibrio arriva dall'interno. Ci sono molti fattori sociali e psicologici che hanno portato questa ipersensibilità del sistema nervoso. Quindi quando noterai un terapista o degli altri programmi lì in giro per internet che ti dicono: ah, fai questi esercizi fisici, ok, fisici, rotazioni, alzare e chiudere, andare su con le spalle, e ritorni a stare bene. Quello in realtà è un supporto a quel sistema nervoso che è andato in ipersensibilità, ma non è la soluzione, perché la postura non è il problema. La postura è la conseguenza di di una contrazione. Vai a vedere una persona che è depressa, come è la sua postura. La sua postura probabilmente è chiusa. Una persona che è impaurita, postura chiusa. Una persona che è nervosa, postura chiusa. Una persona rilassata ha le spalle giù, ha le spalle e il petto aperto, cammina in un certo modo.
Ora tu penserai, mettiamo a posto quella postura, mettiamo quindi a posto la parte di comportamento. Non è così semplice. Anzi, rischiamo che veramente crediamo che il problema è sempre all'esterno di noi o alla superficie di noi. Il problema è all'interno, molto, molto, molto all'interno. Quindi la soluzione che io veramente offro per tutti, soprattutto in quelle persone che soffrono da questi dolori da veramente molto tempo, è di educare il paziente su dov'è il problema. Educare che il sistema nervoso è andato in ipersensibilità, andando in ipersensibilità va in contrazione il muscolo, andando in contrazione il muscolo c'è una mancanza di ossigeno, una microinfiammazione, ok? Questa microinfiammazione va a impattare tutta la zona dei nervi. Quindi quando parliamo di nevralgie, in realtà parliamo di dolori nociplastici o sintomi nociplastici. Nel mio canale trovi la differenza tra nociplastico e neuropatico. In questi ultimi giorni qualcuno mi sta chiedendo qual è la differenza. Ti metto un link in descrizione dove ho scritto un articolo che ne parla, farò un video a riguardo sulla chiara differenza tra neuropatico e nociplastico, giusto per non lasciarti senza informazioni su questa parte. Neuropatico, danneggiamento del sistema nervoso a causa di diabete di tipo 1, infezioni, problematiche patologiche come appunto Parkinson, multipla sclerosi. Nell'altra invece parte, il dolore nociplastico, sintomo nociplastico, non ha danneggiamenti al sistema nervoso. Non ci sono. Infatti la maggior parte che soffre di cervicobrachialgia non ha danneggiamenti al sistema nervoso. Questo come lo puoi sapere? Andando dal neurologo, andando a farti fare una visita dal neurologo o un neurochirurgo. E bada bene che quando non trovano niente, quindi tutto è negativo, ti faranno dei test di forza, dei test sulla parte dell'encefalo, dei test di sensibilità, noteranno molti di questi che non ci sono problemi. Non ci sono problemi, quindi la diagnosi è negativa. Cosa succede in quel momento? Che la tua mente inizia a pensare allora sarà la mia postura e di nuovo ritorniamo su quegli stessi errori. Anche se arrivi qui nel mio canale YouTube e hai fatto tutti gli esercizi, non li hai mantenuti per lungo tempo. E se non li hai mantenuti per lungo tempo, quindi questi esercizi di movimento, esercizi di riequilibrio del sistema nervoso, troverai una marea di video a riguardo. Se questi non vengono mantenuti per lungo tempo, non puoi pretendere di guarire. Non puoi pretendere che vai a imparare uno strumento in una seduta. Molte persone mi dicono, ma allora perché devo fare un percorso e non facciamo solo a seduta quando ne ho bisogno? Questo è possibile se hai già fatto un percorso e allora fai le sedute di follow up. Ma se non hai fatto un percorso, non sei stato costante. E noi vediamo che la maggior parte delle persone che non guariscono non sono stati costanti nell'esercizio terapeutico. E non parlo appunto di esercizi terapeutici di movimento solo, ma di riequilibrio della parte nervosa. Quindi questi fattori della parte nervosa sono fattori psicologici e fattori sociali. Smettila di pensare che il tuo problema è solo psichico, perché il tuo corpo segue quella che la tua emozione e il tuo pensiero assorbe. Abbiamo paura dei nostri sintomi? Questi sintomi si innalzeranno perché il nostro sistema nervoso comunica con segnali chimici e fisici. Quindi questi segnali che il sistema nervoso dà, pensa come delle autostrade con dei segnali all'interno, e comunicano a una velocità enorme, molto molto veloce. Se non sbaglio siamo sui 300 km orari, ok? Se non sbaglio, una delle parti, diciamo, più veloci del sistema nervoso. Quindi puoi pensare una cosa adesso, in un millisecondo il tuo corpo ha reagito. E quando hai reagito con contrazione, perché tu hai pensato qualcosa che ti impaurisce,
il tuo sistema nervoso ha già reagito fisicamente con contrazioni e microinfiammazioni. Da dove arrivano? Arrivano da tutto il corpo, non solo dalla mente, arrivano dal cuore, arrivano da altre ghiandole che abbiamo, arrivano da diversi organi che abbiamo dentro il corpo. Non li devi sapere tutti, non devi essere laureato in medicina o in fisioterapia per guarire. Quando ti dico l'educazione è il primo step, è veramente il primo step. Se continui a cercare il problema negli ormoni, nella postura, nell'artrosi, che ovviamente quella ti rimarrà, e pensi che questi sono i problemi, hai mancato il primo step dell'educazione. E bada bene che non sono cose che dico solo io. Ci sono una marea di medici e fisioterapisti che oggi nel 2025, mentre che sto facendo questo video, hanno cambiato il loro rapporto con questi dolori cronici. Se il tuo neurologo, il tuo fisioterapista, il tuo medico di fiducia non ti sta portando verso una terapia olistica, integrativa di mente e corpo, c'è qualcosa che sta mancando. E sei tu da questa parte, dalla tua parte, che la responsabilità è solo la tua, non è la nostra, la responsabilità è del paziente di informarsi e di essere critico su quello che sta facendo. Se queste informazioni ti danno del beneficio, vuol dire che stanno funzionando. Se non ti danno del beneficio, vuol dire che devi cambiare approccio. Ok? Non puoi rimanere la stessa persona di un anno fa e pensare di ritornare a stare bene semplicemente con gli esercizi di fisioterapia classica, per quanto io propongo esercizi di fisioterapia classica attiva in certe problematiche, ma nelle problematiche di dolori cronici, in questo caso nociplastici, il cambiamento deve arrivare dal nostro sistema nervoso centrale. Ok? Riprogrammazione mente, corpo, emozioni, iniziare a muoversi di più, iniziare a reagire a questi sintomi in modo diverso, capire quali sono le problematiche psicologiche, sociali, che ci stanno impedendo una guarigione, probabilmente la parte familiare, la parte di lavoro. Ecco perché l'approccio è multidisciplinare. Non possiamo scollegare mente con corpo. Uno psicoterapista è un fisioterapista, è un medico, queste zone, queste tre devono collaborare insieme. E quello è quello che offro nei miei pazienti, una collaborazione, una personalizzazione. Ovviamente tutto questo ha un costo, non solo di tempo, ma anche di investimento. Se pensi che questi video ti stanno aiutando e pensi che questa è la soluzione giusta, questa multidisciplinarità, quindi mente e corpo, vai nel link in descrizione e trovi quello che devi trovare per candidarti a lavorare con noi. Per adesso è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!